il nemico abbia un nome, si chiami estremismo islamico. Qualcuno fino a ieri diceva che la religione non c'entra e purtroppo l'estremismo islamico taglia le gole nel nome del suo Dio, e anche in Italia bisogna controllare benissimo chi predica nelle moschee, da chi vengono finanziate queste moschee, e che non ci siano anche sui nostri pianerottoli dei delinquenti come quelli che abbiamo visto all'opera oggi. Dopo la strage avvenuta venerdì nel Golfo di Hammamet in Tunisia, in cui sarebbero state uccise 38 persone, tra cui inglesi, tedeschi e francesi, si alza l'allerta anche in Italia, dove secondo il segretario leghista Matteo Salvini, intervenuto a Focus, bisogna aumentare i controlli, ma farlo con serietà. E c'è ancora qualche politico che in Italia non l'ha capito. C'è ancora qualcuno che dice no, ma la religione non c'entra, no, ma noi siamo al sicuro. E perché dovremmo essere al sicuro? Dall'inizio dell'anno sono stati espulsi più di 30 potenziali fanatici islamici. Ecco, io mi dico che prima di concedere mezzo metro quadro a qualsiasi associazione islamica in Veneto, così come in Lombardia, così come in tutto il resto d'Italia, io voglio avere la radiografia fino al 4° grado di chi occupa quegli spazi. E anche l'immigrazione che stiamo gestendo veramente in maniera demenziale non può, alla luce del sangue di oggi, essere gestita con lo stesso pressappochismo. Salvini poi ha commentato la notizia di una possibile candidatura a premier del governatore veneto Luca Zaia nel 2018. Innanzitutto non penso che si andrà a votare nel 2018 perché Renzi non arriva fino al 2018, vista la situazione che c'è in Italia. Poi Luca Zaia è appena stato riconfermato alla stragrande dai veneti per governare ancora meglio di quanto abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, quindi siamo persone che quando si prendono un impegno lo portano fino in fondo.